Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile, da ieri non è più alimentato. Il boss in fin di vita è ricoverato nel reparto detenuti in ospedale all'Aquila. Era riuscito a sfuggire alla cattura per 30 anni fino a gennaio scorso, quando è stato arrestato. Inizio autunno di fuoco, Palermo e provincia in fiamme, muore una donna, la vittima era andata a liberare dei cavalli da una stalla a Cefalù. Nella stessa zona evacuato un resort con 700 ospiti, un altro morto nel capoluogo durante le operazioni di spegnimento di un incendio che lambiva un'abitazione. Intanto la città di Palermo è alle prese con un altro allarme, cassonetti stracolmi di immondizia non raccolta dati alle fiamme dai cittadini esasperati. Migranti richiedenti asilo possono pagare 5.000 euro per evitare di finire nei centri di prima raccolta. È l'ultima novità che arriva dal decreto legge, intanto Lampedusa va svuotandosi. Carovita, supermercati e grande distribuzione faranno sconti del 10% per combattere l'inflazione, bonus carburante e bollette per le famiglie a basso reddito. Calcio in Serie B, il Palermo perde la prima partita della stagione, rosanero sconfitti 1-0 in casa dal Cosenza con un gol di Canotto nel recupero. Di nuovo bentrovati. In apertura l'imminente fine del padrino. Messina Denaro è in coma irreversibile, sospesa l'alimentazione del boss, ricoverato nel reparto detenuti in ospedale all'Aquila. Era stato arrestato il 16 gennaio scorso mentre si recava in una clinica privata per sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia. Tonino De Mana. Come ti chiami? L'ho detto. Come ti chiami? L'ho detto, Matteo Messina Denaro. È in coma irreversibile e non è più alimentato. Scorrono i titoli di coda su Messina Denaro, 61 anni, latitante per 30 anni, arrestato il 16 gennaio scorso mentre andava in una delle cliniche più prestigiose di Palermo per sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia. Dopo l'arresto, il capo mafia di Castelvetrano è stato rinchiuso nel supercarcere dell'Aquila, dove è stato sottoposto alle cure per il cancro al colon, scoperto nel 2020. Seguito costantemente dall'equipe oncologica dell'ospedale dell'Aquila, curato in cella, dove è stata allestita per lui una sorta di infermeria. Il padrino è stato in discrete condizioni fino al mese scorso. Poi, dopo 2 delicati interventi, la situazione è precipitata ed è stato disposto il ricovero nel reparto detenuti del nosocomio abruzzese. Negli ultimi giorni, visto il peggiorare delle condizioni, il capomafia è stato prima sottoposto alla terapia del dolore e poi sedato. Le visite dei pochi familiari ammessi le scorse settimane sono state sospese. Le condizioni di Messina Denaro si sono aggravate giovedì mattina quando ha avuto un grave sanguinamento per poi essere colpito da un collasso con parametri vitali compromessi. Nel testamento biologico il boss avrebbe manifestato la volontà di non subire l'accanimento terapeutico con l'utilizzo delle macchine per essere tenuto in vita. Per questo, anche con l'assenso della famiglia, da alcune settimane è stato sottoposto alla terapia del dolore con l'interruzione della chemioterapia. La vita di Messina Denaro è ormai comunque appesa ad un filo. Il boss fantasma per 30 anni che amava donne ed auto, uno degli uomini più ricercati del mondo, ha lasciato di sé l'immagine di un implacabile playboy e di un uomo sanguinario. Ancora Tonino De Mana. Un fantasma per 30 anni, ma grazie ad una rete di parenti e fiancheggiatori è riuscita a traghettare Cosa Nostra fino al 16 gennaio scorso, giorno del suo arresto a Palermo. Era irreperibile dalla cattura di Totò Riina e mentre la polizia scientifica si incaricava di aggiornare, invecchiandola l'immagine giovanile del boss, il suo impero veniva smontato pezzo per pezzo. È stata così smantellata la sua catena di finanziamento e di protezione. Ieri la procura di Palermo aveva chiesto il rinvio a giudizio del suo accompagnatore Giovanni Luppino. È così che è stato demolito il mito di un padrino che gestiva un potere infinito ma viveva come un fantasma, anche se la sua invisibilità non gli ha impedito di diventare padre 2 volte. Di una figlia si sa tutto, il nome, la madre e le scelte che l'hanno portata a separare la propria vita dall'ombra pesante di un padre che forse non ha mai visto. Dell'altro figlio si sa invece quel poco che è trapelato dalle intercettazioni. Si chiama Francesco ed è nato tra il 2004 e il 2005 in quel lembo della provincia di Trapani tra Castelvetrano e Partanna, uno dei boss
più ricercati del mondo, ha lasciato di sé l'immagine di un implacabile playboy con i Ray-Ban, le camicie griffate e un elegante casual. E dietro questa immagine ormai scolorita, una scia di leggende, grande conquistatore di cuori femminili, patito delle Porsche e dei Rolex d'oro, maniaco dei videogiochi, appassionato consumatore di fumetti. Il padrino di Castelvetrano si è sempre mosso tra ferocia criminale e pragmatismo politico. Il fantasma di Messina Denaro era inseguito da una montagna di mandati di cattura e di condanne all'ergastolo per associazione mafiosa, omicidi, attentati, detenzione e trasporto di esplosivo. Lui stesso, del resto, si vantava di aver ucciso tante persone da riempire un cimitero. E cambiamo adesso argomento. Per la Sicilia è un inizio d'autunno di fuoco, complice il rialzo delle temperature e il vento di scirocco. Roghi in molte province, la situazione più critica nel Palermitano e sul litorale tirrenico. A Cefalù quasi 700 turisti sono stati evacuati dall'hotel Costa Verde, la più grande struttura alberghiera della zona, assediata, come vedete anche da queste immagini girate da alcuni di questi turisti, da un incendio rovinoso. Gli ospiti dell'albergo sono stati portati al Palazzetto dello Sport, ma si tratta di una soluzione precaria e provvisoria. Il Costa Verde si trova vicino a Mazzaforno, dove ieri alcuni turisti ospiti di resort sono stati evacuati via mare. E ci sono anche dei morti. Una donna di 42 anni, si chiamava Maria David, che con il padre e il fratello era andata a liberare dei cavalli dalla stalla assediata dalle fiamme, sempre nella zona di Cefalù. È stata trovata morta in un canalone vicino all'autostrada. Non è chiaro se la donna sia morta soffocata dal fumo o bruciata. Un uomo, Salvatore Albano, 68 anni, ha perso invece la vita a Trappeto nel Palermitano durante l'evacuazione di alcune abitazioni lambite da un incendio. Intanto proprio a Palermo città c'è un'altra emergenza legata ad un tipo diverso di roghi, quelli dei cassonetti. Da giorni i cittadini danno fuoco ai contenitori stracolmi di spazzatura non raccolta. Sentiamo Maglio Viola. Non solo incendi boschivi per lo più dolosi che minacciano case, terreni e ville, che distruggono vegetazione ed ecosistema, che tengono in apprensione l'intera città. Nei quartieri popolari di Palermo il fuoco è usato per liberarsi dai rifiuti che si accatastano senza venire raccolti. Se in centro la raccolta differenziata evita questo disastro, in periferia l'immondizia si trova sempre a ogni angolo di strada, tanto che anche il presidente della RAP, l'azienda rifiuti di Palermo, ammette di vergognarsi della situazione da cittadino prima che da amministratore. Un'emergenza intermittente che continua da anni a causa dei problemi di carenza di personale e dei mezzi di cui soffre la RAP. Nonostante gli sforzi dell'azienda, che ha cercato di bilanciare le assenze attraverso il ricorso a degli itinerari straordinari, ogni qualvolta la macchina organizzativa si inceppa, la spazzatura torna a popolare i marciapiedi della città. Adesso in stato di agitazione c'è anche il personale RAP. Ieri però un ordine del giorno del PD per il potenziamento del servizio è stato bocciato in Consiglio Comunale. Non ci sono i soldi. Così i cittadini che non ce la fanno più nella notte danno alle fiamme rifiuti incuranti dell'inquinamento e dei rischi. Le ultime 2 notti sono state drammatiche in 3 quartieri e si teme per la prossima notte, visto che la situazione incendi in provincia e in periferia rischia di lasciare di nuovo la città senza mezzi e senza vigili del fuoco. Il Covid adesso, contagi in risalita, ma non preoccupano il Ministero, che chiede vigilanza alle strutture sanitarie per tutelare i pazienti fragili. Tornano le mascherine in ospedale, al momento nessuna restrizione però nelle scuole. Luca Ciliberti. Tutelare i soggetti più fragili dal Covid. È questo l'imperativo della stagione autunnale appena cominciata e a fronte dell'aumento dei casi nelle ultime settimane. A partire proprio dagli ospedali, che nelle varie regioni stanno già adottando una stretta, prevedendo che i medici e i sanitari che risultino positivi al virus, anche se asintomatici, debbano restare lontani dai pazienti e dai reparti, svolgendo altre mansioni. Grande fermento si registra anche nella scuola, dove sindacati e personale sollecitano al più presto chiarimenti da parte del Ministero della Salute su come gestire i contagi tra insegnanti e alunni, per evitare un pericolosissimo e tra l'altro illegittimo fai da te dei singoli istituti. Le prime dosi del vaccino anti-Covid aggiornato inizieranno ad arrivare nelle regioni la prossima settimana. In caso di positività, il Ministero invita a indossare un dispositivo di protezione FFP2 se si entra a contatto con altre persone. Se si è sintomatici, bisogna rimanere a casa fino al termine dei sintomi, informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziani, fragili o immunodepresse. Nonostante la sospensione dell'isolamento, almeno fino al 31 dicembre 2023 rimane l'obbligo di indossare le mascherine per
per i lavoratori, utenti e visitatori di strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani e immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse e in strutture sociosanitarie e socioassistenziali. Il test per il Covid dovrà essere fatto anche su coloro che, arrivati al pronto soccorso, dicono di aver avuto contatti stretti con persone positive all'infezione. Il test è inoltre raccomandato sui pazienti senza sintomi che devono accedere ai reparti più delicati come per esempio oncologia, ematologia, malattie infettive e terapie intensive. Ci spostiamo a Lampedusa, dove arriva una novità, la possibilità per i migranti di pagare 5.000 euro per evitare il centro di rimpatrio. Il decreto che prevede questa possibilità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Intanto si svuota l'hotspot di Lampedusa. Lorena Dolci. 5.000 euro o il CPR, il centro di permanenza e rimpatrio. Arriva la cauzione per ottenere una misura alternativa. Lo prevede un decreto del Ministero dell'Interno pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, che fissa a 4.938 euro l'importo che deve garantire al migrante per il periodo massimo di 4 settimane la disponibilità di un alloggio, della somma occorrente al rimpatrio e dei mezzi di sussistenza minimi. È una garanzia finanziaria che deve essere versata in un'unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e non può essere versata da terzi. La norma è già in vigore. Resta da capire chi tra la massa dei disperati in cerca di futuro potrà contare su questa somma dopo aver pagato gli scafisti. Intanto, mentre Piantedosi contatta i prefetti per trovare nuovi CPR, si svuota Lampedusa, complice il mare mosso e i continui trasferimenti. La Croce Rossa conta entro domenica di azzerare le presenze. A portare la voce dei migranti all'Assemblea Generale dell'ONU a New York, il presidente della Croce Rossa, Rosario Valastro. Credo che le due cose siano strettamente connesse, chi ha bisogno di aiuto e chi aiuta, perché entrambe rappresentano sul campo quella comunità che mette in evidenza le emergenze del nostro tempo, che sono tante e di cui il fenomeno migratorio è la manifestazione più evidente, ma ci sono anche i conflitti, l'emergenza climatica e le povertà. L'ONU ha bisogno di tornare ad avere un ruolo centrale perché è fondamentale che sia la comunità internazionale tutta che agisca. Intanto la Regione ha attivato a Lampedusa una postazione del 118, uno strumento di assistenza medica per i migranti, ma anche per la popolazione e i turisti che affollano l'isola. Contro i rincari dovuti all'inflazione, numerose catene di supermercati e discount aderiranno allo sconto del 10% sulla spesa. Bonus carburante e bollette per le famiglie a basso reddito. Luca Ciriberti. Bonus, benzina e bollette in arrivo, ma anche uno sconto del 10% sulla spesa alimentare nell'ultimo trimestre dell'anno. Lunedì sul tavolo del Consiglio dei Ministri approderanno infatti le misure a sostegno delle famiglie e delle fasce deboli contro i rincari in questi mesi. Il bonus carburante da 80 euro dovrebbe essere caricato sulla social card dedicata a te, andando ad aggiungersi al contributo di 380 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità per 1,3 milioni di famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Da capire se verranno inserite agevolazioni fiscali anche per alcune categorie come gli autotrasportatori o i pendolari. Per quanto riguarda le bollette, è in arrivo la proroga del bonus sociale destinato alle famiglie, quelle con ISEE sotto i 15.000 euro. In entrambi i casi il ceto medio è tagliato fuori. Dal 1 ottobre al 31 dicembre a tutelare i risparmi dei consumatori, almeno nella spesa alimentare, saranno le catene della grande distribuzione che hanno aderito al trimestre anti-inflazione su iniziativa del Ministero per le imprese del Made in Italy. Ci saranno sconti fino al 10% sui beni di largo consumo in circa 25.000 tra grandi supermercati, discount, superstore e ipermercati, quasi l'intera rete in tutta Italia. In 30 aziende hanno già detto sì, da Esselunga a Conad, da Carrefour a Coop, da PAM a Lidl, passando per Tigre, Famila e Deco, a cui si aggiunge la rappresentanza dei coltivatori Coldiretti. In bilico ci sono solo alcune catene di discount come Eurospin e MD. L'intesa sarà firmata ufficialmente giovedì prossimo, 28 settembre, a Palazzo Chigi, con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A Catania adesso, zona San Cristoforo, dove c'è una discarica a cielo aperto tra un oratorio e una scuola. Il prete del quartiere pulisce e denuncia il degrado in un luogo frequentato da centinaia di bambini. Emanuela Corsi. Una discarica a cielo aperto tra un oratorio e una scuola. Siamo in via Zammataro, nel quartiere catanese di San Cristoforo. Qui non manca nulla, dal frigorifero al materasso, dai mobili ai rifiuti di ogni genere e ovviamente non mancano anche gli insetti, le blatte e i topi. Molti residenti sono esasperati. È una situazione, sgradevole, anche perché
soprattutto con il caldo poi si sente molta puzza. Viviamo con la paura se escono animali da sotto questa spazzatura, ma abbiamo fatto richieste, controrichieste, ma sempre così è. Io anche ho chiamato al comune, cose, però E non è mai venuto nessuno? non è venuto nessuno. Qualcuno chiede le telecamere. Abbiamo chiesto di mettere le telecamere, non si può nemmeno più parcheggiare le macchine, ma non è neanche giusto perché ci sono i topi. Voi avete segnalato? Sì, più volte, sia il parroco che la scuola, ma non... Qui padre Stefano della parrocchia di Santa Lucia ogni giorno prende la scopa e cerca di dare il buon esempio. Mi chiamano addirittura Uparino Spassino. Se tutti facessimo così, ognuno davanti a casa sua, davanti dove abita, credo che anche l'igiene, la pulizia sarebbe di un'altra immagine. Da tempo il parroco denuncia lo stato di degrado di questa via dove ci sono tantissimi bambini. Noi ci rivolgiamo ai servizi, alle autorità competenti, lanciando anche l'appello a quelli che non hanno la coscienza del territorio, dell'ambiente, di poter prendere coscienza che se fossero i loro bambini a vivere in questa situazione, se fossero i loro figli a non respirare bene o a respirare questa puzza, non so cosa direbbero. La discarica è alle spalle del circolo didattico Caronda. Più volte i rifiuti hanno preso fuoco e i docenti hanno dovuto evacuare le aule piene di bambini esposti alle esalazioni tossiche. Adesso ci fermiamo, piccola pausa per noi, fra poco lo sport con la prima sconfitta in Serie B per il Palermo. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport, al calcio. Palermo-Cosenza finisce 1-0 per i calabresi. Canotto affonda i rosanero al 92esimo. È la prima sconfitta in campionato per la compagine guidata da Corini. Marco Gulla. La prima sconfitta in campionato per il Palermo arriva nel modo più beffardo possibile. Il Palermo cade al Barbera contro il Cosenza che la vince al 91esimo grazie ad un Eurogol di Canotto. Palla all'angolino e nulla da fare per Pigliacelli. Una partita in cui entrambe le squadre avrebbero potuto vincere, sia Palermo che Cosenza hanno avuto diverse chance per sbloccarla, ma le porte sono rimaste inviolate fino al recupero, quando appunto è servita la perla del neoentrato Canotto per decidere il match. Serviva un episodio, una chiave per sbloccare un match molto equilibrato. Il Palermo non ha giocato male, ma è mancata la giocata. Di Francesco e Di Mariano hanno inciso poco, Brunori è palesemente sottotono, gli manca il gol che tarda ad arrivare. I rosaneri iniziano benino, Di Francesco ha la palla per segnare, ma tira debolmente e Micai para. Le occasioni le ha anche il Cosenza che non si difende e decide di giocarsela, atteggiamento che spiazza la squadra di Corini. Ripresa, entra Lund, il Palermo cerca la chiave sugli esterni, ma i calabresi sono ben messi in campo. Lucioni ruba palla e serve Brunori che però tira centralmente. Al 66esimo, clamorosa occasione per il Cosenza, Mazzocchi frena, sterza e calcia, palla che sbatte sul palo. Corini mette dentro forze fresche, Mancuso ha la palla giusta ma tira sull'esterno e allora in pieno recupero è Canotto a siglare un super gol. Il Palermo si arrende, arriva il primo KO in campionato, martedì nel turno infrasettimanale rosanero a Venezia. È tutto per questa edizione, la prossima alle 13:30. Vi lascio la rassegna stampa curata da Luca Ciliberti. Grazie per averci seguito, una buona giornata.